E allora pronti per l'ultimo quarto di finale Crese Cup. Da una parte Gome Marcello, Broda Impex, dall'altra Edil New, e vedremo chi vincerà. Tra Z Iniziativa adesso subito al tiro con Sascio Bole chiamato al primo intervento e Trieste Costruzioni. Arbitra il signor Luigi Taglieri. Mattei Peroscia va ancora da Gergeli, c'è Matic a sinistra, Hervatin là davanti. Gergeli, serie di finte, sinistro, e che gol di Rock Gergeli. Ottavo di finale un po' sottotono per lui, comincia questo quarto con una giocata veramente scintillante. Rock Gergeli, 2 minuti e spiccioli, vantaggio Trieste Costruzioni. Adesso chiamata la risposta a Z Iniziative, subito un duro colpo però. Radiskovic contro Tuberoso, Hervatin, solito danza con la suola, poi la piazza Rock Gergeli che sembra in serata, e questa non è una bella notizia per AZ Iniziative. Doppietta in un amen in pratica di Rock Gergeli, approccio completamente diverso a quello messo in campo nella gara contro il Broen System, vinta 7-4 alla distanza, ma 4-4 fino a pochi minuti dalla fine. E allora Kramer-Setter che recupera sta palla vagante, D'Avanzo destro, Polide respinto da Bole. Che bomba di Luca D'Avanzo, improvvisa, precisa, ancora D'Avanzo, prima col destro, adesso col sinistro, commette fallo in gioco pericoloso. Cappai, Kramer-Setter, Gileno, serve Richter, ancora Kramer-Setter, ottima la sterzata di Kramer-Setter e la palla in rete, manda al bar Mattei Peroscia, leggera deviazione, Sascio Bole fuori causa, accorcia le distanze a Z Iniziative con una bellissima azione. Radiskovic adesso, ancora per Gergeli. Avevamo detto Trieste Costruzioni che deve stare attenta perché gli avversari non stanno certo a guardare e l'hanno subito dimostrato. Si lotta a centrocampo, c'è Radiskovic sulla palla vagante, va a puntare Richter che non vuole lasciargli la corsia. Hervatin, grandissima sponda di Marco Hervatin, in una frazione di secondo la finta di andare da una parte, l'appoggio di suola, è un rigore in movimento che Slaven Radiskovic sfrutta alla perfezione. 3-1, duetto veramente di altissima qualità. Tanta roba, come si suol dire. E poi Cappai per D'Avanzo, per Gileno, attenzione superiorità numerica, Kramer-Setter per accorciare nuovamente, sterzata sul sinistro con grandissima freddezza, Kramer-Setter fa 3-2, accorcia nuovamente le distanze a Z Iniziative. Squadra che se viene punta nell'orgoglio risponde come. E ora vediamo la consistenza della nuova reazione della Trieste Costruzioni, che era tornata a +2 e adesso agli avversari ancora alle calcagna. C'è Rock Gergeli, Radiskovic, 1 contro 1 con Richter. Hervatin vuole ripetere il quadretto precedente, stavolta al posto del tocco all'indietro sceglie di concludere lui e lo fa al meglio Marco Hervatin. 4-2, altra giocata veramente da stropicciarsi gli occhi. Di questo passo le clip da caricare su Facebook saranno monopolizzate da questa partita. Quarto d'ora di gioco, altra giocata veramente qualità cristallina. Di solito architettano schemi che sorprendono chiunque, per primo il sottoscritto. Parte Gergeli, infatti il tocco è corto per Hervatin, la sponda spettacolare, poi il palo. Tuberoso guarda i compagni come dire, certo che se nessuno lo segue diventa difficile. 18:30, anzi 19 sul cronometro, altra giocata di altissima scuola. Si riparte però ancora da Martin Richter, adesso D'Avanzo, pescato da Cappaia, un po' di spazio il 10, prova a caricare il mancino, Bole non la tiene, e come un falco Rocca va subito a riportare in partita i suoi.
Da una parte la possibilità del 5-2 mancata, di qua invece Rocca porta a -1 a Z Iniziative, 4-3. Davvero partita bellissima. Entra nel frattempo Basolo a centrocampo per AZ Iniziative in maglia 12. Ancora Peroscia per Radiskovic. Gergeli aspettava la palla prima, la riceve adesso. Contro Basolo, nasconde il pallone al centrocampista avversario. Un paio di giocate veramente clamorose. Ancora Hervatin, Radiskovic. Stefano De Gioia, questa tienila, perché ragazzi, che azione. Arriva il gol agli sgoccioli del 25esimo. Gergeli inventa, Hervatin rifinisce e Radiskovic finalizza. 5-3 Trieste Costruzioni. E ora Basolo direttamente dal dischetto. È una finta di tiro, ha ingannato un po' tutti, anche noi. Rocca cerca subito il sinistro. Basolo prova a girarsi, spalle alla porta, spazza via Hervatin con Tuberoso da prima di metà campo, polide autentico. Bole non vuole rischiare, alza in corner. E nuovo calcio d'angolo con Kramerstetter, battuta simile a quella di prima, termina in fallo laterale e Taglieri dice che può bastare così. Primo tempo veramente divertentissimo. 5 Trieste Costruzioni, 3 AZ Iniziative, e segno che nel secondo tempo probabilmente continueremo a divertirci. Tutto pronto quasi agli ordini del signor Luigi Taglieri, cenno d'intesa con i portieri Sorrentino e Bole. Si ricomincia a giocare, 25 minuti per vedere chi andrà a sfidare Edil New nella semifinale Crese Cup. Parte sinistra del tabellone, Gomme Marcello contro Brada Impex. 5 Trieste Costruzioni, 3 AZ Iniziative, così si è andati all'intervallo con alcune giocate veramente da salvare e che vedrete sicuramente nelle clip caricate su Facebook nei prossimi giorni. Adesso Matic per Hervatin, si salva Sorrentino, poi ancora Hervatin in mezzo a due, serie di finte, murato da Richter, decisivo a scongiurare il triplo vantaggio. E adesso Gileno di là contro Cariz che lo ferma, poi lotta con Radiskovic. Gileno, rimessa Trieste Costruzioni. Decisione che, eufemismo, non sembra condivisa dalla panchina di AZ Iniziative. Cambia però la decisione Taglieri e quindi rimessa per gli azzurri. Già battuto il corner da Marco Hervatin. Peroscia prova da fuori, c'è la deviazione, doppio palo e gol del 6-3. Sfortunato qui Sorrentino, che si era esibito in un grande intervento, l'ha vista all'ultimo. Piegate leggermente le dita, palo da una parte, palo dall'altra, e +3 per i giallorossi adesso. E ora attenzione, direttamente dal calcio d'inizio si deve impegnare Sasho Bole, e non poco, per concedere semplice calcio d'angolo. C'è superiorità qui in mezzo per la Trieste Costruzioni. Chiaramente concedere spazi a questi giocatori diventa molto molto pericoloso. Gergeli resiste a Basolo con tunnel su Rocca, apertura di Hervatin e sinistro chirurgico di Slaven Radiskovic. Altra giocata di qualità veramente da applausi, e applausi arrivano anche dalla panchina dei giallorossi. 7-3 adesso la situazione per la Trieste Costruzioni. 11 sul cronometro, rete che inizia ad avere un certo peso a questo punto della partita. -4 a Z Iniziative, che deve cercare necessariamente un episodio favorevole. Pressing positivo degli avversari adesso, con Luca D'Avanzo, Kramerstetter verso Gileno che vuole subito un tacco, la palla gli resta lì. C'è stata una mano totalmente fortuita. E ora ancora Gileno che spara di tutta forza contro Bole, e poi ci riprova Tuberoso, non centrando il bersaglio. Arrivato ormai 7 minuti fa. Pronto per il tocco Kramerstetter, pronto per sparare verso la porta Basolo. Parte il suo destro da sotterra, palo con Sasho Bole immobile e quindi comprensibilmente fuori causa. 18-20, non grandissima fortuna nemmeno per AZ Iniziative.
E Gergely allora smista per Osha. Hrvatin vuole disorientare gli avversari. Gergely, tocco di ritorno, ma Hrvatin si era fermato in appoggio. E allora palla recapitata a Tuberoso. Richter prova ad andare dentro di grande caparbietà e potenza. Puntata con il destro, palla che sfiora soltanto un gol che meriterebbe comunque la squadra in maglia azzurra. Gestione di questo pallone quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questa partita, almeno dei 50 regolamentari. E fino all'ultimo ci prova Z Iniziative. Bella la sponda di D'Avanzo, qui Cariz rischia il fallo di mano. Evidentemente non l'ha colpita col braccio, se no sarebbe stato rigore subito. Ha il fischietto in bocca Luigi Taglieri, dice che può bastare così senza recupero in pratica. Finisce questo ultimo quarto di finale Krese Cup, lunga serata di calcio, semifinali in programma domenica sera alle 21 Gomme Marcello Brada Impex e alle 22 Edil New Trieste Costruzioni, davvero un quartetto d'eccezione per il torneo di calcio a 7 più ambito della città.